Illustrissimo signor Presidente del Monza Calcio, Cavalier Silvio Berlusconi, ringrazio anticipatamente per la sua cortese attenzione. Mi presento, sono Renato Scano, ho 59 anni e vivo in Sardegna, nella nostra meravigliosa e amatissima isola, nella parte sud-occidentale, in una cittadina di circa 30.000 abitanti, Carbonia, centro fondato dal Duce, il 18 dicembre 1938, davanti a 70.000 persone, giunte da ogni angolo della Sardegna, per inaugurare il più grande giacimento carbonifero d'Italia. Voglio anticipare che da circa 3 anni e mezzo ho contratto una terribile malattia chiamata semplicemente SLA, sclerosi laterale amiotrofica, che ha sconvolto letteralmente la mia vita e naturalmente quella della mia amata famiglia. Desidero informarla che sono da sempre amico di suoi ex parlamentari, entrambi di Carbonia, Mauro Pili, ex presidente della regione autonoma della Sardegna, che lei ha lanciato fin da ragazzo nel mondo della politica italiana, nel partito di Forza Italia, e dell'onorevole Gabriella Pinto, amica d'infanzia, che l'ha vista, per ben 2 legislature, nei banchi del Parlamento italiano. Mi sono occupato con distacco della politica, devo essere sincero, anche se le confesso che le mie idee sono molto vicine alle sue, carissimo Presidente. Sono un liberale, amante della democrazia e della libertà, oltre che grande sostenitore della parola patria e dell'alto valore della bandiera tricolore. Ho avuto il privilegio di incontrarla, in diverse occasioni, in alcune convention. Il ricordo più caro è quello della presentazione per la campagna elettorale, con l'elezione dello stesso Mauro a governatore della Sardegna, grazie alla sua grande spinta, Presidente, al più giovane eletto a Villa Devoto nella storia autonomista della Sardegna. Ricordo piacevolmente quella giornata al porto di Olbia, dove era stata noleggiata la nave della compagnia Moby. La gente, in migliaia, attendeva con trepidazione il suo arrivo. Io, con gli occhi rivolti al cielo, ho notato, proveniente dal nord di Olbia, il suo fantastico elicottero a doppia elica, bianco candido. È atterrato proprio davanti al ponte d'ingresso della nave. Il suo arrivo spettacolare alla James Bond ha esaltato ancora di più gli affezionati. Ricordo, signor Presidente, all'inizio della manifestazione preelezioni, la sua grandissima stima nei confronti di Mauro, con il suo solito carisma e simpatia unica, oltre la gentilezza, che lo ha da sempre contraddistinto. Voglio raccontare un aneddoto, accaduto proprio quel giorno sulla nave, assalita da migliaia di italiani suoi elettori, al termine della sua presentazione al mio amico Mauro, che dopo anni prenderà la decisione di lasciare Forza Italia per fondare l'ennesimo partito sardo, scelta tra l'altro non condivisa da me e dalla maggioranza dei sardi. Arriva il momento del buffet, offerto a tutti i presenti. Ovviamente non era semplice trovare un posto a sedere, per cui, girando per la zona ristoranti, mi accorgo che c'è una saletta con i tavoli elegantemente imbanditi, completamente vuota. Per cui non ci penso 2 volte e, con nonchalance, mi accomodo tranquillamente in un tavolo, per consumare le prelibatezze che avevo scelto al buffet. Dopo qualche minuto, sento alle mie spalle la voce di 2 persone che si sono accomodate in un tavolo alle mie spalle. Mi giro, perché riconosco la sua voce inconfondibile, che parla al suo braccio destro Beppe Pisano. A quel punto, con molta vergogna, mi avvicino per scusarmi, non sapendo che quella saletta è riservata al nostro presidente e ai suoi collaboratori. Ebbene, gli ho capito perfettamente la sua bontà d'animo, invitandomi a stare seduto al tavolo, perché non recavo disturbo a nessuno. Un gesto da gran signore, a dimostrazione che la sua forza è da sempre scaturita dalla sua grandissima generosità e sensibilità nei confronti di tutti. Carissimo Presidente, mi piace ricordare gli anni che professionalmente ho passato con ottimi risultati nella sua azienda. Dall'agosto 1991 al dicembre 1994, con il gruppo Mondadori, settore scuola giocattolo didattico. Devo confessare, Cavaliere, che sono stati gli anni migliori della mia carriera professionale, in qualità di responsabile commerciale per la Sardegna, soddisfazioni personali irripetibili, con grande organizzazione aziendale, con responsabili d'area capaci e preparati, così come direttori vendite e commerciali con cui abbiamo sempre instaurato un rapporto davvero speciale ed emozionante. Indimenticabili le riunioni nazionali a Milano Segrate, dove alloggiavamo al Jolly Hotel, praticamente adiacente agli studi di Canale 5, dove spesso mangiavamo a pranzo o a cena con personaggi di spicco della sua grande emittente televisiva.
Voglio ricordarle un simpatico aneddoto, accaduto un giorno al ristorante dell'Hotel Jolly. Prima del pranzo, mi reco alla toilette e mentre sono ai lavandini per lavarmi le mani, sento una presenza alle mie spalle. Mi giro e vedo lei, che a sua volta si avvicina al lavabo, al mio fianco, per fare lo stesso mio gesto, prima di accomodarsi al rispettivo tavolo. Una scena curiosa e certamente imbarazzante per il sottoscritto, emozionato nel vedere il grandissimo presidente del gruppo Fininvest in una toilette del ristorante. Ho sviluppato la professione da commerciale per circa 40 anni, avendo iniziato a lavorare da molto giovane, quasi ventenne, dopo aver assolto il servizio di leva, assunto nell'azienda di papà, in qualità di rappresentante nel settore alimentare. Successivamente, la mia grande passione per lo sport, e in particolar modo per il calcio, mi ha avvicinato ad una delle tantissime emittenti private, presenti su tutto il territorio regionale e nazionale. Ero pazzo, fin dall'età di 6 anni, della radio, e soprattutto del programma di enorme successo Tutto il calcio minuto per minuto. Così inizio umilmente, in parallelo con il mio lavoro primario da commerciale, la collaborazione con Radio Sulcis Centro Carbonia, nel settembre del 1991, seguendo in diretta radio tutto il campionato regionale di Serie D, le partite del Carbonia Calcio, gloriosa squadra della mia città, che negli anni 50 perse all'ultima giornata a Venezia, per 2-0, davanti a 20.000 spettatori, sfiorando d'un soffio la promozione in Serie B. Felicissimo di girare gli stadi più importanti della Sardegna per commentare le partite avvincenti con le squadre più blasonate, come la Torres Sassari di un giovane promettente nato ad Oliena, tal Gianfranco Zola, divenuto grande campione in campo e nella vita, mio grande amico. Mi convoca in sede l'editore dell'emittente sulcitana, nell'estate del 1992, e mi propone di diventare inviato per la Serie A, al seguito del Cagliari Calcio, in tutti gli stadi d'Italia. Naturalmente l'emozione mi tira un brutto scherzo, in quanto non credo immediatamente alla proposta. Mi rendo conto solo nel momento in cui arriva la prima giornata della stagione, una volta che sono seduto fra le cabine radio dell'allora stadio Sant'Elia di Cagliari. Ricordo che al mio fianco si trova la cabina riservata a Radio Rai Sport, col mitico Sandro Ciotti, secondo me il numero 1 nella storia dei radiocronisti, per cultura sportiva, eleganza nella descrizione delle partite, e naturalmente la voce inconfondibile, soprattutto perché fumatore incallito. Non volevo credere che il mio sogno si era avverato, nelle dirette sportive, a fianco dei più grandi giornalisti italiani. Così inizia la mia modesta carriera, sempre con passione irrefrenabile, che dura oltre 30 anni, in tour per l'Italia, sempre a fianco della mia squadra del cuore, scudettata nel 1970, per una impresa certamente oggi irripetibile, con una squadra blasonata in quegli anni, che senza gli incidenti gravissimi, accaduti all'imperatore di Sardegna, Gigi Riva, per la causa azzurra, i rossoblù avrebbero vinto certamente 3 campionati di fila. Presidente, ho commentato moltissime partite del suo grande Milan, la squadra italiana più blasonata a livello internazionale, regalando a tutti gli amanti del calcio partite e vittorie spettacolari, con un gioco veramente irripetibile. 9 anni fa, stanco e non troppo interessato al calcio italiano, mi viene un'idea geniale, per me, produttore sportivo di un format internazionale, radio TV, denominato il Calcio on the Road, per commentare le partite più importanti, dei campionati inglesi, francesi, spagnoli e tedeschi, servizi speciali radio-televisivi in diretta, sempre in streaming, in tutto il mondo. Un'esperienza unica ed affascinante, sempre in tour per l'Europa, formando una cultura calcistica più completa, conoscendo naturalmente molti campioni del passato, grazie alle interviste proposte. Devo dire che il calcio inglese lo adoro, perché è garantito lo spettacolo, con partite completamente prive di tatticismi e giocatori sempre alla ricerca di gloria, spinti da un pubblico capace di divertirsi, recandosi negli stadi, anche con bambini piccoli. Un giorno di 3 anni fa, nel momento più gratificante della mia professione che amo incondizionatamente, al rientro da Londra a Cagliari, dove avevo prodotto uno speciale sul Chelsea, e naturalmente sul mitico Gianfranco Zola, sempre amatissimo dagli inglesi, grazie alla sua immensa modestia nominato Sir da Sua Maestà la Regina Elisabetta II, recentemente scomparsa. Scendo le scalette dell'aereo e mi accorgo che non riesco a camminare bene.
le gambe un po' bloccate e un formicolio strano su tutto il corpo. Preoccupato, mi reco immediatamente dal mio medico di famiglia, che mi consiglia di effettuare tutti gli esami di routine, i quali esiti non destano alcuna preoccupazione, tranne una piccola carenza di vitamina B12. Parto con mia moglie Liliana per Roma, dove vive mia figlia Giada, e passiamo le vacanze di Natale tutti insieme, nella meravigliosa città eterna. Al rientro nell'isola dopo le feste, un mio caro amico medico di Cagliari mi consiglia di effettuare un esame specifico, chiamato elettromiografia, presso uno specialista. Preso l'appuntamento, il medico mi stende sul lettino e mi mette degli elettrodi sui muscoli. Tra me dico: ma sono dall'elettrauto? La visita dura circa un'ora. Il viso del medico non mi ispira fiducia. Al termine della visita mi fa ricomporre, chiedendomi se sono solo. Rispondo che mia moglie mi aspetta nella sala d'attesa. La fa accomodare al mio fianco e con tono deciso e visibilmente dispiaciuto, rivolgendosi a me, dice: volete sapere di cosa si tratta? Naturalmente faccio cenno di sì. Il dottore mi guarda e mi dice a bruciapelo: signor Scano, purtroppo si tratta di SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Si rechi al più presto nel reparto di neurologia del Policlinico di Cagliari, dal miglior medico specialista di questa patologia, il dottor Giuseppe Borghero, un grande ricercatore, per iniziare la terapia prevista nel tentativo di bloccare il più possibile l'avanzamento della bestia che ormai ho in corpo. Presidente, rimango impietrito con Liliana, non diciamo una parola, tenendoci per mano forte forte. Usciamo, e il mio pensiero è rivolto alla mia vita, che ripercorro in immagini, in pochissime frazioni di secondo. Mi sento ormai un condannato a morte, senza sapere quando lascerò la mia amatissima famiglia. Salgo in macchina e, sconvolti, scoppiamo in un pianto interminabile, rimanendo abbracciato a Liliana. Inizio la terapia nazionale, sperando che funzioni. Ma dopo circa un anno il dottore che mi segue la interrompe, perché effettivamente non dà alcun beneficio, considerando che ormai sono obbligato alla sedia a rotelle, perché le gambe non mi reggono più. Stoicamente decido di seguire, ancora per radio, in diretta, le partite del mio Carbonia 1939, per il campionato di Serie D, interregionale, partendo con mia moglie in aereo con tutti i disagi possibili. Ma mi sento ancora vivo. Senza la radio, che ho praticato per oltre 30 anni, sarei già morto, perché è un amore viscerale, direi quasi maniacale. Continuo ancora per 4 mesi, ma anche la voce è sempre più debole e affaticata. Arriva il momento di ammainare la bandiera, mettere via cuffie e microfono e dire addio al mestiere più bello al mondo, quello che regala agli sportivi veri, che non vedendo la partita, vivono vere emozioni. Mi piange il cuore lasciare la mia professione, ma le mie forze diminuiscono sempre più, ed anche la voce scompare sempre più, fin quando, a fine dicembre 2021, sono sulla soglia della morte, in quanto il mostro che ha invaso il mio corpo arbitrariamente non mi permette più di poter respirare autonomamente, né poter più deglutire alcun cibo, e tanto meno l'acqua. L'intervento di mia moglie Liliana, chiamando il 118 che mi ricovera urgentemente presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Sirai di Carbonia, dove mi prende in carica urgentemente il mio angelo salvatore, il dottor Leonardo Tola che, con il suo meraviglioso staff, mi salva praticamente la vita, praticando un intervento decisivo, la tracheotomia, collegandomi ad una macchina che attraverso un tubo diretto in trachea mi permette di respirare normalmente, e ridandomi la speranza. Con l'aiuto di Dio, subisco, dopo qualche giorno, il secondo intervento, con l'inserimento nello stomaco di un altro tubicino, chiamato in gergo medico PEG, che permette di alimentarmi 24 ore su 24, per mezzo di una sacca esterna, con uno specifico alimento biologico, oltre naturalmente tantissima acqua, agevolando l'idratazione corporea. Sono ormai rientrato nella mia abitazione praticamente da un anno esatto, cercando di vivere giorno per giorno con il sorriso, con l'assistenza giornaliera e notturna di 4 professionisti, 3 ragazze ed un ragazzo, tutti bravissimi, che mi regalano un po' più di felicità. Ma la mia indole da sardo cocciuto, Presidente, non mi toglie l'entusiasmo, continuando a lavorare per la radio. Infatti, dalla mia postazione obbligatoria sul letto, paralizzato totalmente il corpo, la bocca e naturalmente la mia voce, che ho perso, ho prodotto nuovamente un programma sportivo, dove analizzo il campionato del nostro povero Cagliari, retrocesso nel difficile inferno della cadetteria.
Scrivo tutti i giorni per giornali della nostra isola, con un PC speciale chiamato sintetizzatore vocale, che grazie ad un sistema ottico, mi permette di comunicare con gli occhi con tutto il mondo. Una gran cosa emozionante, che mi ha regalato la voglia di vivere al meglio la mia seconda vita. Il mio cervello, perfettamente funzionante, è sempre attivo. Qualche mese fa, durante la notte, ha elaborato un'idea. Perché non aiutare i ricercatori che ogni giorno sono impegnati eroicamente nello studio di questa maledetta bestia, che colpisce molti giovani, soprattutto qui in Sardegna? Deciso nella mia amata idea, inizio a contattare le società di calcio, basket e volley, maschili e femminili, prospettando il mio progetto benefico, denominato Una maglia per la SLA, sclerosi laterale amiotrofica, coinvolgendo il mondo dello sport, che ho seguito per oltre 30 anni regalandomi immense emozioni professionali e personali. Ebbene, in pochi mesi ho ricevuto la solidarietà di oltre 130 club regionali, nazionali e internazionali che, con la loro grande umanità e sensibilità, mi hanno spedito le maglie personalizzate, compreso il suo Monza Football Club. Presidente, le confido che il mio obiettivo è quello di raggiungere almeno 250 maglie, anche di grandissimi campioni del passato, per indire poi un'asta finale di tutte le maglie personalizzate raccolte, i cui proventi finanziari vengano ceduti totalmente in beneficenza ai centri più importanti della ricerca scientifica italiana contro la SLA. Ho pensato di regalare tutto l'incasso dell'asta benefica all'ospedale Besta di Milano, al centro Nemo del Policlinico Gemelli di Roma e all'ospedale Le Molinette di Torino. Il mio intento, signor Presidente, è anche quello di coinvolgere sempre più l'opinione pubblica su queste problematiche sociali, sperando che anche le istituzioni si mettano le mani nella coscienza per fare leggi nuove, agevolando maggiormente le famiglie del malato, sia dal punto di vista dei servizi, oltre che sotto l'aspetto importantissimo dell'aiuto finanziario. In conclusione, io, l'inviato speciale contro la SLA Renato Scano, in punta di piedi e con molta umiltà, signor Presidente, le chiedo se fosse possibile darmi una mano d'aiuto, per avere una sua partecipazione, per l'acquisto di un nuovo PC tecnologico che mi permetta di poter lavorare con maggior professionalità per i servizi giornalistici, in quanto il sintetizzatore vocale che mi ha fornito lo Stato, attraverso l'ASL locale, è purtroppo una macchina ormai sorpassata da 10 anni. Le assicuro, cavaliere, che con questo vecchio arnese faccio veramente fatica nello svolgimento del mio lavoro quotidiano, che amo da morire, e mi tiene sempre libero mentalmente. Confido in un suo aiuto, Presidente. La mia promessa è quella di non mollare mai, perché la vita è bella, nonostante la bestia maledetta che mi ha condizionato togliendomi la mia grande passione, quella di vivere emozioni dagli stadi internazionali e nazionali, con una semplice cuffia microfono, augurando i migliori successi col suo meraviglioso Monza Football Club e naturalmente con la sua creatura Forza Italia, che governa il nostro paese finalmente, insieme a Fratelli d'Italia e Lega. Onorato di aver potuto scrivere una lettera al mio carissimo Presidente. Colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti. Renato Scano.